L'ha cercata preoccupato, percorrendo palmo a palmo il tragitto che doveva attraversare per arrivare a casa. Poi, quando la luce dell'alba ha cominciato a rischiarare la strada, la terribile scoperta. In quel fossato, la Fiat Punto distrutta e semisommersa nel canale di irrigazione adiacente a via Strada in zona Cacottoni, a Caorle. All'interno della vettura c'era lei, Maria Gaetani, 28enne di Caorle, senza vita ormai da 2 ore. Uno shock devastante per il suo fidanzato, che aveva già chiamato i soccorsi, colpito da un maledetto presentimento. Erano stati insieme fino a poche ore prima. Poi Maria aveva salutato il suo ragazzo ed era tornata verso casa. Pochi chilometri per raggiungere Caorle, una strada percorsa tantissime volte. Erano le 2 della scorsa notte. Fatale, probabilmente, un colpo di sonno. Maria ha perso il controllo della sua Fiat Punto. La vettura è uscita di strada improvvisamente, schiantandosi contro un ponticello in cemento e finendo poi nel canale pieno d'acqua. Impatto terribile, la 28enne è morta sul colpo. Nel frattempo il fidanzato attendeva l'SMS che di solito Maria gli mandava una volta giunta a casa. Attesa vana, così il giovane si è deciso a uscire per cercarla e poi l'ha trovata. Sul posto, oltre ai carabinieri di Portogruaro, anche i vigili del fuoco per rimuovere l'auto dal fossato. Poco dopo la notizia è arrivata anche ai familiari distrutti dal dolore. Maria era laureata in legge, ma la sua passione per l'enologia l'aveva anche spinta a diventare sommelier. Una ragazza solare e sorridente, ben voluta da tutti, un'altra vita stroncata sulle strade insanguinate della provincia di Venezia.